A tutti, benvenuti a questa conferenza stampa. Oggi in Consiglio regionale a Palazzo Ferrofini parliamo della Festa della Castagna, che è un evento direi ormai storico perché siamo alla 53esima edizione e insomma chi raggiunge, chi supera i 50 anni credo che entri ormai nella storia e quindi è un evento irrinunciabile e che ormai ha radici molto, molto profonde. Si terrà tra il 3 ottobre e il 19 ottobre, ma poi avremo modo di conoscere nel dettaglio il programma e la storia e le varie iniziative. Quello che voglio dire per presentare questo evento, che è uno dei tanti eventi che le nostre Proloco realizzano nella provincia di Treviso, e in generale nel Veneto, è frutto di tanto volontariato, di tanta passione e che ha sostanzialmente due obiettivi. Uno, ovviamente, promuovere il territorio, in questo caso si promuove un prodotto tipico, la castagna, e alla fine di questa conferenza lancerò magari anche un'idea su un'ulteriore promozione che si potrebbe fare sulla castagna. E soprattutto è attrattivo anche dal punto di vista turistico. In una regione che fa oltre 70 milioni di presenze turistiche, le Proloco sono un veicolo attrattivo attraverso questi eventi. Le statistiche ci dicono che il 60% degli italiani ha partecipato almeno una volta nell'ultimo anno a un evento organizzato dalle Proloco. Le Proloco in provincia di Treviso sono oltre 400, cioè praticamente quasi oltre 90, scusate, oltre 400 in tutto il Veneto, quasi una per comune, tanto per capirci, e sono dei veicoli appunto molto attrattivi attraverso questi eventi e questo diventa appunto un'occasione in più per far arrivare e vivere il territorio anche ai turisti da tutto il mondo. Noi siamo qui nel territorio delle colline UNESCO, quindi un luogo molto attrattivo e che sta crescendo dal punto di vista turistico, direi a vista d'occhio, e queste occasioni sono veramente fondamentali per creare ancora di più attrattività e quindi dare anche lasciare quel ricordo ai nostri turisti che non è semplicemente la visione di un bellissimo paesaggio, ma è anche il contatto con la nostra gente, con i nostri volontari, vivere all'interno di una festa, di una manifestazione con tanti laboratori, conoscere il bosco, poi vi diranno insomma le tante iniziative legate a questi giorni di festa per Tarzo, col Maggiore in particolare, dove veramente diventa, diciamo, il centro del mondo rispetto alla castagna e in generale ai prodotti del nostro territorio. Lì potrete insomma degustare anche non solo ovviamente prodotti legati alla castagna, ma anche molte altre iniziative. Ecco, io mi fermo qui perché mi piace che le cose le cose da raccontare vengano raccontate da coloro che la stanno vivendo, l'hanno organizzata, si sono impegnati in tanti mesi di lavoro, perché organizzare questi eventi non si organizzano in un giorno, ma ci vuole mesi e mesi di lavoro. E quindi chiederei l'intervento del presidente della Proloco di Colmaggiore di Tarzo, Piaia Luciano, che è il rappresentante, il primo violino di un'orchestra che suona e che dovrà suonare nei prossimi giorni a Colmaggiore di Tarzo. Prego Luciano. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio per l'invito il consigliere regionale Roberto Bet per questa opportunità. Consci e consapevole che raccontare veramente ci vuole tantissimo tempo ed è doveroso e da parte nostra di una Proloco utilizzare tutte le opportunità possibili, perché di raccontare non ci stancheremo mai abbastanza. Diceva bene il consigliere Bet, sicuramente abbiamo un territorio importante, soprattutto adesso con questo riconoscimento del patrimonio UNESCO, abbiamo veramente turisti da tutto il mondo che vengono a conoscere, vengono a incontrarci e ovviamente anche noi come Proloco di Tarso abbiamo cambiato la nostra attività perché siamo più diciamo, accoglienti anche verso i turisti che vengono dall'estero, lingua inglese, piuttosto che opportunità che diamo a questo territorio.
Che dire, la festa della castagna nasce un po' con una chiacchierata tra amici, come molto spesso accadono le cose. Si pensava come sostenere la polisportiva di allora, nel 1970, ed ecco che un gruppo di amici si raccontano: ma perché non cuciniamo le castagne, le vendiamo e con l'utile riusciamo a far sport ai nostri ragazzi? Fondamentalmente nasce così, in maniera così spontanea, semplice, in quella semplicità però che dentro custodisce un sacco di valori e di territorio, perché alla fine la semplicità viene raccontata proprio attraverso anche questo territorio. La visione della Proloco però è a 360 gradi e i nostri eventi sono comunque, hanno una visione di più ampio respiro possibile, quindi dalla cultura allo sport, al divertimento, all'aggregazione, e nella storia di questa festa tantissimi sono stati gli importanti eventi di apertura. Il convegno di apertura era sempre legato con Castagnicoltura di altre regioni, perché il confronto e la condivisione del sapere era sempre un motivo importante di crescita. Noi facciamo parte del consorzio di Combay, quindi siamo dentro il territorio di Combay, ma con la Val Camonica piuttosto che Monte Baldo Veronese ci sono stati bellissimi scambi culturali di conoscenza della castanicoltura. Ovviamente abbiamo diciamo un repertorio di ampio respiro, come dicevo prima, quindi via a conoscere il territorio attraverso i sentieri, quindi la passeggiata naturalistica compie già 20 anni quest'anno, quindi raccontiamo il nostro territorio attraverso sia il prodotto tipico, sì è vero, sia i nostri usi, costumi e tradizioni, ma sia anche le passeggiate che sono, siamo convinti di avere un territorio straordinario da questo punto di vista, perché è di facile fruitura, diciamo, non occorre essere esperti e allenati, quindi gente dalla bassa veneziana, dal trevigiano, vengono proprio ad incontrarci perché la semplicità del nostro territorio è proprio adatta a tutti, quindi via le passeggiate, ma via anche una visita guidata in murales, dopo Mauro De Lorenzi ci racconterà meglio. Tante sono le opportunità, e sia cultura è anche un altro punto fermo della nostra attività, quindi l'abbiamo sempre legato alla Festa delle Castagne all'arte della fotografia. C'è sempre stato un concorso fotografico fino al 2019, dal 2020, anzi dal 2021, quando siamo ripartiti post-Covid, abbiamo realizzato delle mostre fotografiche personali, perché riteniamo che appunto la proposta di una Proloco debba e possa essere proprio di ampio respiro. Quindi quest'anno ci sarà il fotografo Francesco Galiffi che ci donerà la sua visione della fotografia, quindi una persona che viene alla festa si ha possibilità di mangiare i nostri marroni, le nostre castagne, degustare piatti tipici della nostra cultura tradizionale, e anche qui cerchiamo il massimo impegno con la polenta fresca, con i prodotti freschi, con un certo tipo di cucina che ci possa rappresentare, ma che arrivi dalle nostre radici, del nostro territorio. Possiamo l'arte culturale, le passeggiate, quindi cerchiamo proprio di dare un programma di ampio respiro, perché la nostra attività ha questo marchio di fabbrica e cerchiamo di essere proprio più esaustivi possibili. Che dirvi, abbiamo anche la chiesetta aperta, quindi sicuramente anche nel pomeriggio abbiamo questa chiesetta di Fratta, che è la nostra frazione, l'abbiamo riaperta con un gruppo di volontari proprio per dare l'opportunità ai vari turisti che arrivano, ma anche le persone curiose che arrivano, ma anche stesso banalmente per i residenti. Riaprire una chiesetta importante è sempre un bellissimo segnale. Una porta aperta, una luce accesa, è sempre il significato di una vitalità, no? E quindi sono sempre dei segnali importanti che cerchiamo di lanciare e di mandare alle persone. Come dicevo prima, noi consumiamo indicativamente sui 30-35 quintali di castagne di prodotto nostro, lo trasformiamo anche in dolci, quindi utilizziamo la nostra castagna, perché siamo convinti di avere un bellissimo prodotto. Abbiamo una castanicoltura eroica, come questo termine molto spesso viene accomunato alla viticoltura, ma la castanicoltura nel nostro territorio è proprio eroica, e cerchiamo e ci spingiamo proprio a consumare diciamo i nostri marroni, perché siamo convinti della bontà. Come dicevo prima, lo trasformiamo nei dolci, soprattutto il tiramisù e la crostata con la ricotta della nostra latteria, ovviamente, perché abbiamo una splendida latteria che fa dei bellissimi prodotti, ma facciamo anche i biscotti, ma facciamo anche la birra che potete degustare
conserviamo le castagne per l'anno successivo e il mastro birraio le utilizza proprio per fare una bellissima tipologia di birra molto dolce, perché ha anche del miele di castagno dentro, la nostra farina macinata. Sulla fotografia vedete proprio un bellissimo traguardo che è stato proprio quello dei 50 anni. Come dicevo prima, l'arte fa parte della festa della Procu di Tarso in generale, ma della festa della castagna, e abbiamo coinvolto Valentino Moro che segnasse questo splendido traguardo dei 50 anni, perché è un artista che sa plasmare veramente il ferro e ci ha creato questo bellissimo castagno che rappresenta un po' la resilienza, no? Proprio su questa roccia, e ci rappresenta proprio, credo appieno. Poi ci saranno tante attività anche in piazza, ma voglio lasciare la parola alla consigliera comunale Milva De Conto, che è un po' l'anima di questa iniziativa, che è lo spirito degli antichi sapori, che si lega proprio al periodo della festa della castagna. Grazie Luciano, sei stato esauriente e ci hai anche appassionato e hai, come dire, lanciato un po' di curiosità, il tiramisù alla castagna, la birra, quindi tutte cose che bisogna scoprire solo andando a Tarso in queste giornate. Assolutamente sì. Se vuoi ripetere i giorni della Sì, festa. noi cominceremo proprio a breve, la prossima settimana, quindi i primi 3 fine settimana di ottobre saremo protagonisti. Partiranno i nostri ragazzi con la Periloco, abbiamo dato spazio ai nostri ragazzi per potersi esprimere e fare un momento di aggregazione anche con loro, e poi partiremo appunto per i primi 3 fine settimana di ottobre. Perfetto, quindi che il tempo ci aiuti e che siano 3 bei fine settimana per tutti quanti. Io adesso chiederei l'intervento di un tuo consigliere della Proloco, Mauro De Lorenzi, perché ovviamente c'è un presidente, ma ci sono tanti volontari, c'è un consiglio di amministrazione, c'è una Proloco che si muove come le tante Proloco in provincia di Treviso e anche a Tarso, insomma. E il vostro evento tra l'altro rientra nelle delizie d'autunno, che è la kermesse, diciamo, che l'Umpli Trevigiana porta avanti con tutti gli eventi legati all'autunno, tra cui appunto la promozione della vostra festa delle castagne a Tarso. Prego Mauro. Grazie allora. Buona giornata a tutti, Santo. Grazie allora a tutti, buona giornata, e ringrazio ovviamente il consigliere regionale per averci concesso la possibilità di usufruire di questo veramente palco molto molto prestigioso. Ecco, mi riallaccio a quanto all'inizio che ha fatto il mio presidente, riferendomi alle motivazioni che hanno spinto l'allora polisportiva a iniziare la festa della castagna, ovvero la necessità di recuperare dei fondi per sostenere le altre attività. Ecco, ora come allora, diciamo, non è cambiato niente, nel senso che la Proloco, le feste della Proloco, hanno anche la finalità di sostenere tutte quelle attività che non sono ovviamente commerciali, a partire dal semplice pane vin, ma importante, da un concorso di disegno, da un cineforum, poi abbiamo un concorso di poesia molto molto importante, e poi anche, non per ultimo, anche la Via dei Murales, sì, anche uno spettacolo folcloristico, giustamente. Dicevo, non per ultimo, Via dei Murales, perché? Perché siamo riusciti in poco più di una decina d'anni a realizzare ormai quasi una ventina di opere di qualità che raccontano la vita di un tempo, che raccontano usanze, abitudini, e che permettono anche a tutti i visitatori che desiderano visitare appunto questo percorso di avere anche delle guide di ragazzi che abbiamo preparato appositamente per poter spiegare la natura e la storicità di questi diciamo, opere d'arte. E nello stesso tempo abbiamo creato anche, tabellato tutto questo percorso con delle mappe. Abbiamo usato ovviamente anche la tecnologia, perché gli anni cambiano, bisogna anche usare la tecnologia, adattandole quindi con dei QR code che anche lo straniero, qualcuno può conoscere la storia e le caratteristiche, diciamo, dell'attività anche della nostra Proloco a questo punto, perché ha il piacere di divulgare questo. Basta, quindi fondamentale secondo me, oltre a tutto quello che ha riportato chiaramente il Presidente con tutte le attività della Proloco, ma soprattutto appunto la finalità per sostenere un territorio, per
permettere al visitatore di godere appunto di questo territorio che riteniamo veramente prezioso e qualificato. Sì. Per cui niente, il mio intervento si rivolge a questo. Grazie Mauro, e sottolineo anch'io il fatto che a Tarso ha questa particolarità dei murales, che non sono semplicemente, uno può pensare a dei graffiti, sono delle opere d'arte di notevole valore, e camminando in mezzo a queste viuzze con questi murales che sono realizzati sulle case delle persone che abitano proprio lì, magari raccontando la storia di quell'abitazione, cosa c'è stato, eccetera, è come camminare in un museo a cielo aperto, perché uno ammira, in mezzo a un contesto paesaggistico molto bello, delle opere d'arte di altissimo valore. Esattamente, proprio così. Quindi complimenti a tutti gli abitanti di Tarso e alla Proloco per questo impegno. Bene, grazie Mauro. Adesso io devo per forza di cose chiamare anche l'amministrazione comunale, perché tutti gli eventi delle Proloco, delle associazioni non sarebbero possibili se non c'è dietro anche un'amministrazione comunale che aiuta. A Tarso c'è un bravissimo sindaco, Gianangelo Boff, che da anni insomma governa questo comune, e oggi qui con noi abbiamo Milva De Conto, consigliere comunale e rappresentante dell'amministrazione comunale in consiglio delle Proloco, e quindi è il riferimento per quanto riguarda l'amministrazione comunale con la Proloco, e quindi amministrazione comunale che fa sempre fatica ad andare avanti tra 1000 impegni, tra 1000 problemi burocratici, perché poi sono stato anch'io sindaco, so cosa vuol dire autorizzare, seguire, mettere tutte le cose insomma che abbiano un minimo di regolarità, ed è tutto oggi complicato in Italia, però noi nonostante tutto ce la mettiamo tutta per favorire queste associazioni e aiutarle. Prego Milva. Buongiorno, grazie di essere qua. Ringrazio di essere qua a portare comunque la testimonianza del nostro comune. Ringraziamo appunto Roberto Bet che ci ha dato la possibilità di farci conoscere un po' di più. Come ha detto Luciano, le attività che vengono svolte sono abbastanza nel comune di Tarso. L'amministrazione è contenta di appoggiare una Proloco così, e come diceva prima Luciano abbiamo tanti volontari, e questo ci fa onore perché abbiamo tanti giovani volontari in Proloco. E abbinata alla festa della castagna qualche anno fa è nato lo spirito degli antichi sapori, che parlava appunto prima Luciano. Passiamo a questo, visto che Luciano ha spiegato abbondantemente l'attività della Proloco e come si svolge. Perché lo spirito degli antichi sapori? Perché abbiamo voluto riportare, diciamo, i mestieri, le cose di una volta, la distillazione della grappa che si usava nelle case all'epoca. Infatti abbiamo visto nelle immagini l'alambicco del 1936, un alambico francese che mettiamo in opera là. Non solo lui, perché appunto abbiamo varie attività, quello dei cesti, delle sedie impagliate, abbiamo tante cose che appunto rievocano i mestieri vecchi. Questo perché? Perché vogliamo portare una testimonianza ai giovani di adesso, le nostre tradizioni, non perdere la tradizione, come diceva prima Luciano, come era una volta, come le castagne appunto erano il pane di una volta. I vecchi facevano, permettetemi di dire, far sul porcel, giusto? Wow. Oppure fare il formaggio, aspettavano appunto la macellazione del maiale per fare anche festa all'epoca. Era una festa vera e propria. La grappa si faceva in tutte le case, magari, e per cui è una cosa che i ragazzi non sanno nemmeno, secondo me, la manualità che c'era una volta. E in questa manifestazione si ha la possibilità di vedere, di toccare con mano quello che i nostri vecchi facevano. Questo è quello che vuol portare lo spirito degli antichi sapori a Tarso. Siamo alla 16ª edizione e speriamo di portarla avanti, dare sempre qualcosa in più ai giovani e al paese e alla Proloco, visto come amministrazione ringraziamo sempre Luciano e tutti i volontari. Infatti ci uniamo tutti al ringraziamento alle Proloco, e è interessante sottolineare il fatto che questi
queste iniziative permettono ai nostri giovani di recuperare e conoscere magari per la prima volta quella che è la nostra storia, no? Le nostre origini. E questo è l'alambico Del francese, 36, perfetto. sì. Capire come viene fatta la grappa, capire gli antichi mestieri, magari fargli fare i laboratori con i bambini che provano anche loro, tirargli via dalle mani il cellulare, fargli toccare magari qualche stoffa, fargli lavorare manualmente. Questo è tutto un valore aggiunto che viene dato ai nostri ragazzi e bravi che portate avanti queste iniziative, che sono assolutamente fondamentali, perché se non sappiamo da dove veniamo non sappiamo neanche dove andare. Quindi dobbiamo capire le nostre origini, i nostri valori, la nostra storia, e voi state facendo un bel lavoro in questo senso. Quindi grazie Milva. Grazie. Io adesso saluto anche altri due presenti che sono da Parè Claudio, consigliere della Proloco, e Bianca Maria Casagrande, volontaria e factotum della Proloco di Tarzo. Quindi vi ringrazio oggi di essere venuti qui, di aver raccontato, insomma, messo in vetrina, in una vetrina regionale, questa iniziativa del Comune di Tarzo, della Proloco di Tarzo, insomma di questa festa della castagna che, ritornando un po' alle riflessioni che facevo prima, promuove e valorizza un prodotto che è tipicamente vostro, ed è in questo senso che secondo me sarebbe interessante magari cominciare a valutare un percorso di riconoscimento attraverso magari quella che noi chiamiamo le denominazioni di origine comunale, le DECO, che l'amministrazione può avviare proprio per, come dire, promuovere ancora di più e valorizzare ancora di più un prodotto che è tipico, che è di Tarzo, che attraverso questa festa a distanza di oltre 50 anni è ormai un punto di riferimento, e che quindi potrebbe essere un'occasione in più per dare valori anche a quei castanicoltori eroici di cui parlava prima il Presidente, e fare in modo appunto che all'interno di un mondo globalizzato dove tutto è assimilabile, sembra tutto uguale, qui abbiamo delle identità forti, avete la vostra castagna, avete il vostro prodotto, avete la vostra festa, e tutto il mondo deve guardare a voi, deve venire da voi a conoscerlo, perché merita veramente conoscere questo evento e vivere queste giornate di festa con voi, e soprattutto parlare con le persone di Tarzo e con gli amici della Proloco, perché credo che sia anche per voi un piacere raccontarvi, no? Raccontare chi siete, cosa fate, cosa proponete, e questo è veramente molto, molto bello. Io credo che la conferenza stampa si concluda qui. Ovviamente rinnovo i ringraziamenti a tutti i volontari, alla Proloco, all'amministrazione comunale di Tarzo, al sindaco, alla Milva De Conto, consigliere comunale che ha parlato prima, ovviamente il presidente Luciano Piaia, che con tanto impegno e passione, l'abbiamo sentito prima, ci ha raccontato tutti gli eventi, insomma, che portate avanti, a Mauro De Lorenzi, a Claudio da Parè e alla Bianca Maria Casagrande, che ricordiamo è factotum della Proloco di Tarzo. Grazie e buona giornata a tutti.